Sì, sì, dica pure. Poi loro vanno in internet e ti portano delle cose che come minimo le leggi e ti portano oltre, insomma, ecco, perché non puoi Vabbè, questo. negare quello che loro hanno portato e quindi insomma, ti portano ad Certo, addentrarti in cose anche No, no, difficili, insomma, certo. anche interessanti, anche sì, però devono imparare anche a capire che quando prendono le cose in internet, prima cosa devono cercare di capire loro cosa prendono. Non possono solamente prendere e poi portare. Ecco, questo qui diciamo è un lavoro a latere che va fatto per quanto riguarda l'internet con i ragazzi, sì. Va bene. E ricordiamoci un'altra cosa, che non è detto che ogni cosa che ci portano noi dobbiamo rispondere, dobbiamo, molto spesso dobbiamo rilanciare la domanda, perché così facendo li aiutiamo, tutto sommato, a crescere, a porsi domande, a riflettere tutto. Vediamo le domande che hanno fatto dalle altre sedi. Bene, allora c'è più di qualche domanda, le riporto in sequenza di arrivo. Allora, da Padova si richiede una spiegazione sulla relazione tra percentuale di proteina prodotta e caratteristica dominante o recessiva di un gene, magari con un esempio. Poi? Vediamo, qui siamo da Rovigo. Dicono, secondo noi, spiegare a dei ragazzini di seconda e terza media che ogni individuo è il risultato dell'interazione tra genotipo e fenotipo non è riduzionismo, ma un punto di partenza utile per far capire il concetto di variabilità degli organismi e quindi l'importanza della genetica. Poi? Poi, da Verona. La questione è: la popolazione mondiale è per l'85% RH positivo e per il 15% RH negativo. Come si può spiegare questo fenomeno e questa percentuale? E poi sempre da Verona, cosa dire ai ragazzi per giustificare la non conoscenza, tra virgolette, del 97% del DNA? La seconda, me la ripete, la seconda, cos'era? Allora, la seconda questione, quella da Rovigo, no, parlavano del riduzionismo, che dicevano appunto che... Va bene, allora, torniamo indietro sul discorso della relazione tra geni e diciamo, le vie metaboliche, per esempio, in cui l'esempio che fanno tutti i testi è quello della trasformazione di fenilalanina in tirosina, che è mediato da un enzima che si chiama fenilalanina idrossilasi. Allora, se l'enzima fenilalanina idrossilasi è alterato, cioè alterato perché nel gene per la fenilalanina idrossilasi c'è una mutazione che altera questo enzima, cioè altera la struttura di questo enzima, la reazione tra fenilalanina idrossilasi catalizzato dalla fenilalanina idrossilasi avviene male, cioè nel senso che la fenilalanina non viene convertita a tirosina, quindi si accumula fenilalanina nella cellula, diventa acido fenilpiruvico e questo è tossico a livello neuronale. Allora, in questo caso è necessario avere almeno il 50% di fenilalanina idrossilasi attivo perché non ci siano relazioni, diciamo, svantaggiose, cioè che non ci siano danni. A contributo di fenilalanina normale, ecco, perché non c'è un carico di fenilalanina, perché per identificare per esempio un difetto di fenilalanina idrossilasi si dà un carico di fenilalanina e si va a vedere se viene smaltito questo carico in quali tempi, eccetera, eccetera. Ma veniamo alla domanda.
Quindi, nel caso specifico, poiché è sufficiente un 50% di enzima funzionale, la mutazione si eredita come recessivo, cioè basta che ci sia una copia che dia 50% di funzionale e allora non si vede l'altra copia, cioè non si vede il difetto. Se viceversa avessi una situazione in cui è necessario, no scusate, non dico necessario, ci sia che un difetto al 50% è già così grave da non consentire il funzionamento regolare, il difetto è il contrario, in questo caso quel difetto sarebbe come se fosse una mutazione dominante. Quindi dipende dall'equilibrio che c'è nei termini in cui funziona quell'enzima. Cioè se ce ne vuole 50% di funzionale, è sufficiente 50% di funzionale a salvare la reazione, in questo caso la mutazione è recessiva. La mutazione che disfunziona l'enzima è recessiva e in caso contrario è rovescia, insomma. Questo mi pare che sia abbastanza... Quindi se uno fa a prendersi un qualsiasi esempio di questo genere, trova che è sempre questo. Il discorso del riduzionismo, io non parlavo di quel tipo di riduzionismo, cioè dire genotipo, fenotipo, ambiente, non è certo il riduzionismo, ma è una specie di indicazione generale, perché nella parola genotipo indico tutto, nella parola fenotipo indico un tutto e l'ambiente indica un'altra complessità e sono costretto a fare questo, ma è ovvio che uso questa riduzione, ma riduzionismo è invece quello di sistematicamente individuare, quando già si conoscono delle cose che sono complicate, dire che sono semplici e non se ne parla più. Insomma, questo riduzionismo, per esempio, è il fatto di trascurare completamente la componente ambientale nella genesi delle malattie psichiatriche. Questo è il riduzionismo, cioè dire che è tutto quanto biologico. Questo è il riduzionismo, non il fatto di dire genotipo, fenotipo, ambiente. Quello non è il riduzionismo, è soltanto un modo per spiegarsi. Altra cosa, l'RH, l'RH ha quella distribuzione, così quella dei gruppi sanguigni, perché dipende dalle popolazioni ancestrali, è una cosa che in tutti quanti i trattati di antropologia ancora degli anni 50 c'erano le distribuzioni dei gruppi sanguigni come esempio di polimorfismi e delle distribuzioni a livello planetario addirittura. Quindi cioè, i gruppi sanguigni io non li metterei, non userei i gruppi sanguigni se non per a scuola, se non per indicare la necessità di conoscere, l'utilità, la necessità di conoscere il proprio gruppo sanguigno e cosa mai fargli il discorso dell'RH positivo e RH negativo. Però attenzione, questo lo dico proprio in maniera chiara, portare esempi ereditari a scuola è pericolosissimo, perché ci sono figli che sono figli ma non figli biologici e allora succede di tutto, quindi mai fare queste cose, guarda il papà se è RH negativo, la mamma è RH positiva, allora tu sei RH negativo, mai queste cose, mai, assolutamente mai, perché ci sono, posso dirlo, almeno in ogni classe ce n'è uno che non è compatibile, quindi io queste cose non dico sperimentato sulla mia pelle, ma l'ho saputa molti anni fa, perché un insegnante mi ha detto ho fatto questa cosa col test della fenilchetonuria, della feniltiourea, che si sente il gusto, l'ho dato ai ragazzi e c'era questo ragazzo che era incompatibile chiaramente, no? Allora non c'erano le madri con l'utero in affitto, non c'erano le separazioni, non c'erano i divorzi, non c'era niente. E gli ho detto, gli dica che è una mutazione, cosa va a dirgli? No. Basta, perché sennò è un disastro, capito? Quindi questo bisogna assolutamente evitare di fare indagini, anche per via della privacy, oltretutto che uno si rischia poi una denuncia. Quindi a quelli dell'RH dite semplicemente che l'RH è utile perché nel caso della trasfusione, se uno è RH negativo,
devono dargli l'RH negativo, insomma, che quindi è bene sapere se uno è RH negativo o RH positivo. Lasciamo perdere l'eredità. Arriviamo alla... l'ultima cos'era? Quella mi ero segnato, ma... Il 97%. Il 97% non conosciuto. Beh, questa mi pare una cosa interessante da dire, che cioè sostanzialmente in questi ci sono voluti, abbiamo detto, dal 1986 al 2000 per arrivare a avere la sequenza del DNA. Dal 2000 al 2016, che siamo oggi, per cominciare a capire qualcosa di come sono organizzati i geni, eccetera, eccetera. E una gran parte di conoscenza è ancora da acquisire, e si acquisisce con la sperimentazione, con le indagini, eccetera. Cioè, c'è sempre qualche cosa, non è da vergognarsi se il 97% del DNA è ancora non si può dire ignoto perché c'è la sequenza, ma ancora non esplorato. Non esplorato l'esplorazione come può avvenire? Per esempio facendo la comparazione tra il nostro DNA e quello di altri organismi, vedendo se ci sono delle invarianze, che vuol dire che quelle cose sono state mantenute dall'evoluzione. Quindi capire a che cosa servono questi pezzi che sono conservati. Quindi questo è un lavoro che è in corso, non mi vergognerei di dirlo, insomma, che sono cose che ancora non si sanno. Anzi. È arrivata un'ultima questione, chiedono se ci sono dei siti sicuri e chiari sulla didattica della genetica. La risposta è che non lo so. No, non dico di no, perché dipende da che livello di genetica si vuole prendere, perché è evidente che per esempio ci sono dei corsi di genomica, posso anche casomai, sono in inglese tutti quanti queste cose qui, ma l'inglese non è difficile, però sono corsi universitari, ci sono serie di diapositive per esempio, no? Ci sono ci sono dei siti dove ci sono tutti quanti dei PowerPoint, uno si può prendere giù PowerPoint e guardarselo, più che siti che danno notizie, perché c'è un sito che è quello che si chiama Human Genome Browser, che uno va, per sua curiosità, va a prendere un cromosoma in un certo punto e vede cosa c'è dentro. Ecco, questo si può fare. È un sito estremamente interessante, però non dice niente, cioè dice semplicemente io vado in quel sito, guardo, è un po' come avere Google Map e dico voglio vedere che cosa c'è, che ne so, sul Gran Sasso, va lì e guarda e vede cosa c'è, non è che dica qualcosa di più. Siti di carattere didattico, francamente non lo so, posso informarmi e vedere se c'è qualcosa. Io mi ricordo, forse qualcuno di voi no, siete troppo giovani. Io mi ricordo che c'era un bel sito proprio dell'Università di Padova, era interattivo su tutta la storia della genetica, eccetera, però forse non c'è più. Cioè, tante cose belle le hanno tolte, no? Perché gli insegnanti non le utilizzavano, credo. Comunque riguarderò se esiste ancora, era fatto molto bene. Quello lì era fatto molto verificare. Bene. Io non sono un grande utilizzatore di internet, comunque guardo. Era fatto bene, c'erano, sì, i ragazzi potevano interagire, c'erano delle simulazioni degli esperimenti, si poteva provare, perciò era molto carino. Forse non esiste più, comunque vado a vedere cosa mai ve lo metto nel forum. Va bene, possiamo Dobbiamo scambiarci, se ci scambiamo di posto. L'acqua. Allora, un saluto ai presenti e agli esterni di Vicenza, Verona, Rovigo e Padova. Mi scuso per la voce, sono raffreddata, ho mal di gola, dovrò bere, dovrò fermarmi, ma purtroppo mi sono raffreddata.
Allora, il mio intervento, logicamente, vista la mia storia personale, cercherà di avere un taglio didattico. Il problema però il tutto non è stato facile. Perché? Perché tematiche come la genetica e la prossima volta l'evoluzione sono tematiche che poco si prestano, diciamo, all'attività di tipo operativo, no? Didattico operativo per quanto riguarda l'insegnamento. Non è che io posso fare esperienze di genetica, esperimenti di genetica sull'evoluzione in classe o con i ragazzi. Quindi sono andata intanto a rivedere quello che avevo detto negli incontri precedenti. Negli incontri precedenti, infatti, ho messo dove eravamo rimasti. Eravamo andati ad analizzare un pochino le indicazioni sia europee sia nazionali per quanto riguarda l'insegnamento delle scienze e avevamo individuato certi punti importanti. Ad esempio avevamo parlato di competenze chiave e ogni volta queste competenze ponevano l'accento sul pensiero critico, cioè lo sviluppo del pensiero critico nei ragazzi, la creatività, la capacità di risolvere problemi, la presa di decisione, eccetera. Cioè vere competenze. Poi si parlava di literacy scientifica, cioè la literacy scientifica era quella capacità che portava ad aver sviluppato sia processi scientifici, nel senso di descrivere, spiegare, prevedere fenomeni di carattere scientifico, comprendere che cosa sia un'indagine di tipo scientifico. Sottolineo queste parti perché vedrete, è su queste che io ho lavorato, ho cercato di lavorare. Interpretare dati e conclusioni di carattere scientifico e poi possedere concetti scientifici. Poi gli strumenti, queste sono invece indicazioni nazionali, queste che seguono, dovrebbero acquisire concetti relativi ai seguenti temi: gli organismi viventi, struttura e funzionamenti, biodiversità, ecologia, genetica, eccola qua, evoluzione, perciò diciamo siamo in linea. Gli insegnanti dovrebbero fare riferimento ai temi trasversali che erano storia delle scienze, educazione sanitaria, educazione ambientale. Qui nell'argomento che io vi propongo entra benissimo la storia delle scienze perché parleremo di Mendel e gli insegnanti dovrebbero utilizzare un metodo di insegnamento che faccia riferimento all'Inquiry Based Science Education, l'IBSE. Allora, questo era un pochino più difficile. Ho pensato, per quanto riguarda le competenze e le literacy, se io mi concentro sul fatto che i ragazzi comprendano che cosa sia un'indagine di tipo scientifico, su che fasi debba seguire e che riescono a capire, a interpretare dati e conclusioni magari non ottenuti da loro, ma ottenuti da Mendel, posso in qualche modo rientrare in questi obiettivi e aiutarli anche a sviluppare queste competenze. Vi ricordo nella seconda lezione che ho tenuto l'altro anno parlavamo appunto di quale tipo di attività si può svolgere alla scuola media. Un'attività sperimentale o esperienziale può essere fatta a scopo dimostrativo, cioè per dimostrare una determinata legge, un determinato fenomeno. Può essere utilizzata anche come attività operativa, perché nel primo caso può farla anche l'insegnante solamente, può far vedere un filmato, un esperimento. Nel secondo può essere anche fatta dagli studenti, però magari molto spesso gli studenti sono aiutati dall'insegnante, viene dato loro un protocollo da seguire. In quel caso è più importante l'operatività che diciamo l'aspetto di investigativo. Invece l'IBSA, l'Inquiry Based Science Education, è invece una metodologia che si basa soprattutto sull'investigazione, quindi prevede che il ragazzo anche si ponga dei problemi, formi delle ipotesi, le vada a verificare, eccetera. Quindi dove i problemi appunto guidano gli apprendimenti. E l'atteggiamento che prevale è quello appunto della investigazione con la formulazione di ipotesi, la ricerca di modelli interpretativi e la modalità di verifica, ricordo, può essere sia di tipo sperimentale ma anche non di natura sperimentale. Io posso andare a verificare attraverso
la documentazione, posso documentarmi e raccogliere dati. Quindi a tutto questo dovevo cercare di fare riferimento nella trattazione. E allora mi sono chiesta in quale modo posso trattare argomenti di genetica tenendo conto di queste indicazioni europee nazionali. Allora, se io prendo le leggi di Mendel, però non mi concentro solamente sulle leggi di Mendel, cioè il loro significato, ma comincio a concentrarmi anche sulle modalità attraverso la quale ha operato Mendel, io mi concentro anche sul fatto che posso seguire le varie fasi della sua sperimentazione. Fasi che vedrete percorrono proprio il metodo l'IBSE o qualsiasi ricerca di tipo scientifico. Allora, e poi mi permette logicamente di fare acquisire concetti di genetica ai ragazzi, fare riferimento alla storia delle scienze, perché io per parlare di Mendel devo un momentino contestualizzarlo al suo ambiente di lavoro, altrimenti i ragazzi non capiscono perché lui si è posto in quel periodo determinati problemi o ha formulato determinate ipotesi. Però appunto mi chiedevo come sviluppare le competenze chiave e una literacy scientifica negli studenti senza farli, e come utilizzare l'IBSE senza farli lavorare in modo operativo. Bisogna dire, ogni volta cerchiamo però di contestualizzare anche la tematica, normalmente in una terza media abbiamo detto, e generalmente viene preceduta da argomenti sulla riproduzione umana, penso, no? Cioè è importante che loro già conoscono il concetto che cos'è un gamete, cosa sono le gonadi, che cosa si intende per fecondazione. Logicamente sono queste, no? Argomenti che precedono la genetica, questa mendeliana, e sono argomenti anche che precedono poi tutte le teorie dell'evoluzione. Allora, se io comincio a vedere Mendel, l'ambiente di Mendel, in quel periodo cosa ne pensavano gli scienziati della trasmissione dei caratteri, cioè quelle erano le teorie in voga in quell'epoca. Poi come lui si è posto il problema e perché e in che modo ha cercato di dare delle risposte. Allora, questo approccio mi permette di sviluppare processi scientifici, cioè nel senso il ragazzo comprende che cosa sia un'indagine di tipo scientifico, che si traduce in che cosa questo. Lui deve saper riconoscere nelle modalità di conduzione della ricerca di Mendel le fasi del metodo di indagine scientifica. Questo sarà il mio obiettivo, uno dei miei obiettivi finali, e che chiederò ai ragazzi di esplicitare logicamente. Poi mi permette anche di aiutarli ad interpretare dati e conclusioni di carattere scientifico. Cioè cosa significa? Loro devono saper porre ipotesi, interpretare dati, devono saper trarre conclusioni dai risultati ottenuti dagli esperimenti di Mendel, perciò io gli proporrò i risultati, ma non gli darò subito una spiegazione, questa la chiederò a loro. Di far acquisire concetti scientifici, cioè saper spiegare, alla fine dovranno anche saperle spiegare però le leggi di Mendel, anche in riferimento al contesto storico. Cioè, tutto questo mi permette di favorire lo sviluppo di una literacy scientifica. Logicamente io in una scuola, in una classe, non lavoro solamente alla fine della terza media per lo sviluppo della literacy scientifica e solamente con l'argomento delle teorie, le leggi di Mendel. Può essere un momento invece di sintesi. Allora loro hanno lavorato in prima e in seconda in modo molto più operativo, ora cominciano a riflettere invece e cominciano a riconoscere negli scienziati certe fasi di metodologia di ricerca che loro hanno portato avanti nei loro laboratori durante l'esperienza. C'è un momento di astrazione e di concettualizzazione. Purtroppo qui li ho messi i genitori, ho dovuto partire da qua. Allora, i perché? Ma perché alcuni figli assomigliano ai genitori, chi più chi meno però, e perché addirittura i nonni, e perché spesso ereditiamo alcune caratteristiche ma non tutte,
dal padre, altre non tutte dalla madre. E come mai 2 gatti con pellicce scure può nascere un gatto con pelliccia bianca? Ma anche le piante ereditano i caratteri, perché no, per i ragazzi le piante sono normalmente un mondo a sé, non sono organismi, chissà, avviene tutto tra gli animali e l'uomo, le piante no. Allora, queste potrebbero essere intanto una prima serie di domande che noi gettiamo lì ai ragazzi per farli un momentino entrare nell'argomento e farli riflettere. Io ho messo questa manina che scrive perché lì magari do ogni tanto degli input per l'insegnante, no? Allora io dico butto queste domande e dopo però alla fine dalla discussione che emerge dalla classe raccolgo le congetture, le ipotesi, quello che sanno, quello che non le sanno e cerco di fare una sintesi alla lavagna. E andiamo avanti. Allora, intanto io partirò da quello che sanno loro, io ho raccolto le loro impressioni, quello che sanno, non posso io portarvi le risposte perché, ripeto, ogni classe è a sé. Io qui non vi do un'unità didattica, vi do degli input perché, noi dico sempre, noi siamo sarti e posso darvi la stoffa, il modello, ma poi va cucito nella classe e va proprio adattato alla classe e ai ragazzi. Allora, noi abbiamo raccolto un po' delle loro impressioni, ci saranno cose corrette, ci saranno cose non corrette, le cose non corrette andranno pian piano, i misconcetti andranno pian piano rimodulati, cioè, e si cercherà di correggerli in parte. Allora, cosa si sapeva? Io direi che qui potreste già parlare degli allevatori, ad esempio, degli allevatori, degli incroci che incrociavano le razze e non solo il famoso bassettile, un incrocio tra un bassotto e un cane inglese da caccia. C'è questa pecora, ad esempio, che è un incrocio tra una pecora italiana e un inglese, ma perché si incrociavano questi animali, perché si producevano queste nuove razze? Sicuramente sarà stato per ottenere una lana migliore, sarà stato perché il Basset Hound a caccia riusciva a entrare meglio nelle tane delle volpi, eccetera. Poi altri incroci li conoscono anche loro, il mapo, no? Tra pompelmo, cos'è, arancia, la clementina, tra mandarino, arancia, cioè gli incroci si fanno anche tra le piante. Allora, ed è una tecnica vecchissima, quella degli allevatori e degli agricoltori, cioè si incrociavano per ottenere individui, organismi diversi. E in questo momento, vedete, io metto come introdurre intanto il concetto di incrocio, di ibrido e di ibridazione. Questo era per introdurlo, perché ci servirà dopo questo concetto. Però non c'erano solamente una volta, cioè gli agricoltori e gli allevatori conoscevano bene questo, l'incrocio, l'ibridazione, ma erano nate anche diverse teorie, no? Su perché certi caratteri passavano, ma soprattutto gli scienziati cominciarono a chiedersi come passassero questi caratteri. Una cosa era chiara, che passavano dai genitori ai figli, dai parenti alla generazione successiva, perché mi fa un po' ridere di una pianta i genitori e i figli, i parenti, e c'erano varie teorie. Quella più in voga era quella lì famosa della mescolanza, no? Allora i caratteri passavano e si mescolavano poi nei figli per produrre quelli dei figli, praticamente da un gatto nero e da un gatto bianco, una gatta bianca, nascevano dei gattini tutti grigi, si mescolavano. Già qui potreste chiedere ai ragazzi, ma vi torna tutto questo? Cioè vi sembra, ci siamo, è una teoria secondo voi corretta? No, perché allora che domande ci facciamo su questi? 3 uguali, stessi genitori, quello diverso, lo stesso qui, soprattutto i coniglietti, i genitori metà e metà. Allora qui, anche qui si può fare una prima discussione, ma è proprio vero che si mescolano secondo voi? Come potreste spiegare invece questi casi? Raccolta e sintesi delle osservazioni e delle argomentazioni. Allora,
presentiamo Gregor Mendel. Perché lo presentiamo bene? Lo voglio presentare bene, adesso vi dirò perché. Allora, qui dico chi era Mendel. Allora, intanto questo signore, entrò in un monastero, è importante dirlo, dopo vediamo, studiò scienze dell'agricoltura, fisica, chimica, matematica e botanica. Non era uno scienziato di professione anche, però insegnava scienze naturali e fisiche nell'università e si dedicava durante il tempo libero ad eseguire esperimenti botanici nell'orto dell'abbazia. Quindi l'ho presentato perché era un uomo colto intanto, molto curioso, perché chi glielo fa fare non era uno scienziato di professione, però nel tempo libero lui faceva queste ricerche, con un approccio sperimentale nello studio e nella ricerca, perché lui non si limitava a scrivere teorie, ma andava di volta in volta a sperimentare, però aveva anche a disposizione tempo, diciamolo, e un ambiente favorevole perché era in monastero e aveva l'orto, perciò aveva tutta una serie di, diciamo, situazioni che ne ha favorito il lavoro, però quello che bisogna dire è che era veramente molto colto e molto curioso, che sono, si spera, caratteristiche molto tipiche, no, degli uomini di scienze. Allora, Mendel, adesso seguiremo, possiamo dire ragazzi, passo passo i suoi esperimenti, cosa ha fatto. Noi lo immaginiamo in questo convento, in questo orto, però bisogna subito dire ragazzi che lui non è che ha iniziato a caso la sua ricerca, non è si è svegliato una mattina, ma stamattina io pianto un po' di piante di piselli e mi metto a guardare cosa succede. Lui si era documentato, ho sottolineato la parola documentato, perché è una delle fasi della ricerca scientifica, c'è una documentazione prima di iniziare una ricerca scientifica. Però non glielo dico ai ragazzi, dico lui si è documentato, cosa vuol dire? Che lui si è studiato tutto quello che avevano finora scritto gli altri scienziati e anche gli studi che erano stati condotti sull'argomento. E cosa è successo? Che lui, leggendo tutti questi studi, ha cominciato a pensare che le cose non andassero proprio così come scrivevano, cioè cominciava ad avere dei dubbi. Analizzando i vari studi lui cominciano in lui a sorgere dei problemi e ci sono delle cose che per lui non sono chiare e quindi formula delle ipotesi diverse personali proprio relative alla modalità di trasmissione dei caratteri. Però non si ferma a formulare l'ipotesi, lui dice ok, adesso secondo me non funziona proprio così, ma funziona in modo diverso, però non posso limitarmi a formulare l'ipotesi, io devo andare anche a vedere un momentino se quello che presuppongo può avere una qualche verità. Quindi comincia a sperimentare e sceglie una pianta, perché la pianta è più semplice, diciamo ai ragazzi, la pianta è più semplice, in poco tempo si vedono le varie generazioni, no? E quindi sceglie anche una pianta di pisello perché presentava delle caratteristiche diverse semplici, tipo il colore del fiore, l'altezza della pianta, e poi poteva praticare l'impollinazione artificiale, magari spiegate ai ragazzi velocemente l'impollinazione artificiale, qui vedete, magari vi fate aiutare dalle figure. Lui tagliava le antere, prendeva il polline e impollinava col pennellino e il pistillo. Però è importante questo anche, che durante i primi 2 anni si dedica a ottenere linee pure, cioè piante che presentavano diverse generazioni, sempre le stesse. Quindi prima si documenta, poi 2 anni per fare le linee pure, che sia chiaro che una ricerca non la fai in 2 settimane, anche questo deve entrare nella cognizione dei ragazzi. Eseguì questi incroci. Allora, qui seleziona le caratteristiche, vado veloce perché lo sapete, e le chiamò alternative ai caratteri antagonisti. Ecco, per ora loro non sanno ancora cosa sono gli alleli, non sanno nulla, i ragazzi non gli diciamo niente, lo diciamo alla fine.
E cosa sapeva Mendel al tempo dei suoi esperimenti? Animali pianti che presentano individui sessuati si riproducono mediante l'unione di due gameti, conosceva la teoria della mescolanza. Ecco, potete toglierla questa, la teoria dell'evoluzione. Lui conosceva anche la teoria dell'evoluzione, non da darwiniana, ma prima di Darwin c'erano altre teorie tipo evolutiva, perciò. Però conoscevano la tecnica dell'ibridazione, l'abbiamo visto, gli allevatori e gli agricoltori la conoscevano. Si pone il problema: che cosa si eredita e in che modo? Allora, l'ipotesi di Mendel era che i fattori ereditari presenti in un individuo non si mescolano tra loro, cioè proprio il contrario della teoria in voga, ma possono riapparire separatamente nelle generazioni successive. Allora, esegue questa fecondazione incrociata delle linee pure, dalle piante fecondate raccoglie semi che piantò la primavera seguente. Dai semi germogliano, si sviluppano le piante della prima generazione. Eccole qua. E facciamo vedere e chiediamo ai ragazzi, cosa notò, che domande si pose, prima sosta, prima riflessione loro. Cosa notò è facile, che domande si pose forse no, però verrà fuori. È chiaro che si pose, dove è sparito il colore bianco, dove è sparito il carattere pianta nana. Comunque qui loro scrivono logicamente sul quaderno, poi socializziamo alla lavagna. Dopo che abbiamo raccolto tutto e che abbiamo discusso sulle loro risposte, diamo l'informazione, ok? Allora, prima loro riflettono, raccolgo, socializziamo, dopodiché possiamo puntualizzare, possiamo approfondire, possiamo dare le regole. E qui già parlo a questo punto all'uniformità degli ibridi della prima generazione, perciò do il primo input, le prime conoscenze, le prime informazioni. Come avreste proceduto a questo punto? Perché sono tutti rossi i fiori della prima generazione, le piante sono tutte alte. Possiamo farla questa domanda, può darsi che non dicano nulla, non importa, diciamo noi, però può darsi che qualcuno magari qualche idea ce l'abbia. Allora, altra sosta, altro momento di riflessione, e qui loro è un esercizio per formulare ipotesi, logicamente. Questo qui è tutto un esercizio per formulare ipotesi. E sempre raccolta congetture, ipotesi, conoscenze e sintesi alla lavagna. Allora, Mendel proseguì l'esperimento, sappiamo bene, lasciando che le piante, gli ibridi si autofecondassero, producendo così nuovi semi che gli piantò in primavera seguente. Anche qui, una volta ottenute dai semi piantati le piante, Mendel ne osservò le caratteristiche. Non solo ne osservò le caratteristiche, ma raccolse i dati in una bella tabella a doppia entrata che loro, i ragazzi, sanno usare ormai dalla prima media, perché Mendel è anche matematico, ricordiamolo, quindi lui le conta le piante, le segna. E cosa vede? E qui è interessante. Qui gliela lasciamo guardare questa tabella, gliela facciamo analizzare ben bene. Qui ricompare il carattere logicamente recessivo e qui potremo anche un pochino fargli notare i numeri a circa occhio, potremo già farglieli notare. Altra step, altra fermata, altra analisi, altra discussione. Dopo glielo mettiamo nella tabella il rapporto, guardate, quel rapporto si avvicina a 3-1, no? Che è quello che normalmente si riporta, è un rapporto che si avvicina a 3-1, e lui ottenne questi risultati e Mendel calcolò anche i rapporti perché Mendel era un matematico e non gli erano sfuggite certe caratteristiche del calcolo delle probabilità. E quindi facciamo notare, i ragazzi, sono circa 3-1 il rapporto. 3 di un carattere che a questo punto lui chiamò dominante e 1 di quello che chiamò recessivo.
come anche qui sempre ci fermiamo, qui è più difficile, qui però potrebbero dire che riappare il carattere che non era comparso nella prima generazione, però compare in un numero inferiore. Allora adesso qui possiamo dargliela noi, logicamente, l'interpretazione dei dati da parte di Mendel, ed è il momento che possiamo inserire anche i termini di carattere dominante e recessivo. Pian piano gli inseriamo tutti quanti i concetti, i caratteri. E anche qui cominciamo a far vedere che confrontando i numeri e calcolando i rapporti aveva individuato questa regolarità che ricorreva, cioè riveniva sempre un rapporto pari a circa 3:1 tra il carattere dominante e quello recessivo. Qui gli riportiamo le stesse figure con i rapporti e adesso andiamo a capire perché questo rapporto lo colpì. Fu colpito da questo rapporto perché lui fece riferimento al calcolo delle probabilità. Calcolo delle probabilità che loro probabilmente avranno già fatto, no? In matematica si fa questo calcolo? No, non si fa, si fa. Questo lo si fa di solito perché è carino, è divertente, no? Io glielo faccio fare con le 2 monete, 110 tiri a persona, che poi diventano 100, così per la legge dei grandi numeri. Con una moneta sola viene fuori sempre, viene circa il 50% testa della croce. Con 2 monete invece su per giù viene fuori questo, non perfettamente, sui grandi numeri. Allora se io ho 2 monete, logicamente ho una possibilità che venga o testa a testa, o croce croce, o testa croce, o croce testa, a seconda della moneta. Si può fare anche in classe questo. E però se noi pensiamo a testa come un carattere dominante e croce come un carattere recessivo, ci viene fuori nel primo caso TT è testa, CC è croce, ma TC è testa se T è dominante e CT è testa se T è dominante. Quindi ho un rapporto 3 testa a 1 croce. Questo perché? Perché ho lavorato non con un fattore solo, ma con 2 fattori. Ho lavorato con 2 monete. E quindi Mendel fu proprio ragionando su tale risultato che ebbe una grande intuizione. Suppose che ogni carattere fosse determinato da una coppia di fattori e non solo da un'entità, come si pensava nelle teorie di quell'epoca. Allora, essendo una coppia di fattori, la coppia di fattori può spiegare anche questo rapporto con cui si manifestavano i caratteri. Questo ulteriore dato matematico portò Mendel a supporre che gli individui della FU della prima generazione possedevano entrambi i fattori che determinavano il carattere, ma compariva solamente la variante dominante, logicamente, no? Come sappiamo. Inoltre, poiché non apparivano nelle generazioni filiali individui con caratteristiche intermedie, egli concluse che i fattori che determinano i caratteri sono trasmessi modificati di generazione in generazione. Infatti il colore bianco che non compariva nell'F1 si ritrova modificato in alcuni individui della F2. Dopo in realtà sappiamo che alcuni caratteri invece effettivamente c'è l'intermedio, si mescolano, però lui si dice che avesse scelto anche questi caratteri per farle riuscire le sperimentazioni, io non so, ma... Allora in questo momento è il momento buono per introdurre il concetto di alleli. Allora qua potete parlare di alleli, la coppia di fattori vengono detti alleli, eterozigote se li ha diversi, omozigote se li aveva uguali, e si può anche a questo punto definire la legge della segregazione dei caratteri e si può collegare i concetti di fecondazione di gameti questa legge, perché quando si vanno a ricombinare si spiega appunto con la ricombinazione dei gameti.
Allora, domanda che si facciamo ai ragazzi. I dati ottenuti da Mendel e le sue conclusioni confermavano la validità della teoria dell'eredità come mescolanza? Diranno no, e perché? E qui ve la devono spiegare. Qui vi devono spiegare il perché questi dati non confermavano. Allora, Mendel non fu l'unico scienziato di quel tempo a interessarsi ai fenomeni dell'ereditarietà, ma fu l'unico che, grazie anche alla sua preparazione culturale, ebbe il pregio di non limitarsi alla pura osservazione qualitativa, come era ancora consuetudine a quei tempi, ma di impostare il proprio lavoro su basi scientifiche e matematiche, seguendo un metodo di indagine di tipo scientifico. Questa è la domanda che faccio ai ragazzi, cioè, allora io vi dico questo, cioè, qual è questo metodo di indagine di tipo scientifico che ha seguito Mendel? Cioè, cosa ha fatto Mendel? Volete ricostruire tutte le fasi della sua ricerca? È questo che chiedo alla fine ai ragazzi, ok? Potete formularli in modo diverso, aperto, più chiusa, aiutandoli con domande più circostanziate, però insomma è questo l'obiettivo finale. Chiaramente come? Io lo ripeto, lo riporto documentandosi, ponendo dei problemi, formulando delle ipotesi, verificandole per via sperimentale, raccogliendo dati, interpretandoli, servendosi anche del calcolo della probabilità e della statistica. Curiosità che ho messo a me: per compiere i suoi esperimenti coltivò e analizzò durante 7 anni di esperimenti circa 28.000 piante di piselli, e il numero così elevato delle sue osservazioni è forse uno dei motivi del successo della sua ricerca. Questo è importante, anche i ragazzi devono capire anche questo, che si fa sui grandi numeri per molti anni, una ricerca ha bisogno di molto tempo. E se gli avesse esaminato un numero inferiore di piante non avrebbe lavorato con un campione forse rappresentativo, lui da buon matematico lo sapeva. Successivamente impegnò un biennio per la elaborazione dei suoi dati, che portarono a 3 generalizzazioni che divennero in seguito famose come la legge dell'ereditarietà di Mendel. Io mi sono fermata alla prima e possiamo vedere assieme le altre. Mi fermo qua. Vediamo le domande. Vediamo le domande. La caramella. Attendiamo le domande anche dagli altri 16, fermiamo altri 10 minuti per raccogliere le vostre domande. Grazie. Apriamo il canale audio e sentiamo le domande. Da Vicenza dicono solo che hanno apprezzato gli argomenti trattati con molta chiarezza, e quindi penso non ci siano domande. E comunque ringraziano. Poi da qui credo che sia Rovigo, chiedono perché utilizzare le monete per spiegare il calcolo probabilistico invece della tabella a doppia entrata con 2 variabili. Con le monete i ragazzi lo possono fare, io lo faccio fare. Cerco di far fare 10 lanci a testa, perciò se hai 20 ragazzi arriviamo a 200, insomma un numero abbastanza buono, e mi avvicino al rapporto giusto, semplicemente per questo, sì, perché passo dal concreto, poi col concreto passo alla tabella, all'iconografico, e dopo solo per questo. Ok, poi da Padova scrivono: è stato apprezzato lo sforzo di approcciarsi alla didattica della scuola e il metodo di coinvolgere gli studenti con quesiti che possono stimolare la discussione e possono portare alla scoperta della legge. Quindi solo un commento. Grazie. Ok. Allora, un attimo. Allora, sì, da Vicenza appunto dice che non ci sono domande specifiche, solo riflessioni sull'utilità dell'incontro ritenuto costruttivo. Quindi, Grazie. bene. Ringraziamo e poi in coro. da Verona.
L'approccio scientifico delle leggi di Mendel è stato apprezzato. Ci si interroga sul tempo da dedicare allo sviluppo delle unità di apprendimento, considerando che l'insegnamento della disciplina comprende purtroppo solo 2 ore settimanali. Nella realtà ci sono tempi ristretti per poter operare in modo così operativo e bisogna fare delle scelte. Si fanno delle scelte. Un argomento lo tratti così e l'altro non so. Però in realtà se nell'esposizione c'è sempre questo, diciamo, questo approccio così interrogativo con i ragazzi, ponendo sempre domande, facendoli intervenire, si può fare anche velocemente, insomma più velocemente o più lentamente, dipende. Bisogna fare delle scelte, con certi argomenti probabilmente è molto difficile. Pensavo alle teorie sull'evoluzione, e lì in effetti è molto difficile, insomma, forse un'esposizione, comunque vedremo la prossima volta. Possiamo chiudere, credo? Sì, possiamo chiudere allora e ringraziamo tutti i presenti, quelli nelle varie sedi e i tutor che ci hanno aiutato a arrivare in fondo anche a questa seconda. Nel forum, ecco, se dopo magari tornando a casa volevo domandargli quello, potete scrivere nel forum. Va bene. Ci vediamo il 6 aprile. Alla prossima. No, dimmi. Sì, verrà messo su Moodle, no? Sì. Verrà messo sia il PowerPoint sia il video di ciascuna relazione. Quindi voi potete liberamente usarli, non ci sono vincoli. Il PowerPoint su Moodle, i video invece sul sito dell'Istituto Veneto, dove sapete già. Se avete problemi scrivete. Va bene, buona serata.